Amici miei, andiamo live. Non faccio nemmeno la sigla perché la sigla è tutta un'altra cosa. È proprio per un altro tipo di trasmissione, per parlare di un altro tipo di squadra. Di simile avevamo solo l'azzurro, ma questi sono fragili mentalmente. Secondo me sono fragili. Oddio, secondo me sono anche fragili tatticamente e tecnicamente. E vi voglio salutare tutti. Prima di salutare, dato che io volevo farlo un video proprio per l'Italia, anche per quelli a beneficio di chi magari non è tifoso del Napoli, ma ci segue comunque perché gli piace il modo di fare. E allora volevo farlo un video per parlare dell'Italia. E quindi faccio questo mini inizio dove voglio fare un recap di quello che ho visto. Noi abbiamo i nostri block notice e adesso vi leggo tutti. Buonasera, benvenuti a Napoli, benvenuti in Italia. Prima di tutto, io ho cominciato vedendo il TG1 che dice per fortuna niente scontri tra napoletani e inglesi. E già lì, ma come gli inglesi sono inglesi dell'Inghilterra, gli italiani sono i napoletani, perché sono i napoletani. Chissà se qualcuno è venuto a Napoli dall'Italia come tifoso dell'Italia a venire. Quindi se erano scontri con i napoletani da parte degli inglesi. Quindi noi andiamo avanti, brutti i fischi del Maradona a God Save the Queen, al loro inno, brutto, no comment, diciamo no comment, l'inno dell'Italia cantato da Gigi, D'Alessio e Clementino, bellini i bimbi, ecco, ci piacciono i bimbi che invece l'hanno sentito l'inno e lo cantavano insieme ai nostri giocatori. La formazione è presto detto: Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola, e già qui si dovrà parlare di questa difesa perché onestamente ne parleremo. Barella, Jorginho, Verratti capitano, Berardi, Retegui o Reteghi o Retechi, me lo dite voi nei commenti. Adesso mi incalzerete, lasciate i like perché queste non sono partite, non sono live dove si lasciano i like. Se iscritto e leggete, no, bellissimo. No, vabbè, e questo è spettacolo. Si è iscritto e LGBT TV Sport. Ah, che onore. Proprio loro che hanno fatto l'intervista a Osimhen. Lo so, dobbiamo parlare dell'Italia, ma un attimo però. Che meraviglia. Welcome, guys. Welcome. Sono intervenuto, ho fatto il video per difendere quello che lui ha detto. Ah, e anche il vostro nome. Bravi. Allora, quindi Berardi, Reteghi, fatemi sapere se Reteghi argentino, perché la mamma di origini italiane, vabbè, Reteghi, Pellegrini, e si comincia, vedi? No, esatto, perché sennò welcome, benissimo, con Deb, siamo arrivati a Deb, che bello, state usando gli stream elements di Forza Napoli. Va bene, e quindi per fare un recap, così ne parliamo della partita, cominciamo subito con una bella simulazione di Barella che prende un colpettino qua, ci sta la gomitata, però si rotola a terra come solito fa Barella, e Di Lorenzo quasi da capitano, perché in quello stadio si sente comunque capitano, va quasi a parlarne con gli arbitri. Poi c'è un'occasione proprio per Di Lorenzo sul calcio di punizione che ne scaturisce, dove la cicca un po', e cominciamo anche belli aggressivi. L'Italia comincia aggressivo, recupero palla di Barella, di Verratti, di Spinazzola, e lo stadio spinge. Dopodiché un'occasione di Saka parato, e poi Bellingham comincia a salire in cattedra e deve fare una prima paratona, veramente una paratona, Donnarumma, sul contropiede dell'Inghilterra. Poi c'è su questa parata c'è il calcio d'angolo, una dormita generale dell'Italia. Secondo me non si può definire perché non saltano proprio sul primo cross, poi la palla arriva a Kane, rimpallone, e finisce a Rice, gol, quindi dormita generale. Perdite di tempo a già partire dal 25esimo dalla parte dell'Inghilterra, veramente disdicevole perdere tempo subito così, addirittura sull'1-0 già cominciavano a perdere tempo, e infatti sono volati i cartellini. Dovremmo parlare del drammone dei cartellini perché c'è un mistero. Tiro di Phillips di poco fuori su pasticcio di Toloi con Jorginho, mano di Di Lorenzo, è tutto storto, stava, non la prende di proposito, ma purtroppo braccio troppo largo. Il gol di Kane, di Kane, diventa il più grande
scorer dell'Inghilterra, e poi Grealish si mangia un gol fatto perché voleva fare tutto il bellillo. Questo è proprio il problema di Grealish, che vuole fare le cose belle invece delle cose importanti. Dopodiché segnaliamo sempre Kane, che però diventa cane perché prende una pallonata in petto e caneggia, no, gattoneggia. Perché? Perché così entra in campo e perde ulteriore tempo. Devo ringraziare Michele. Buonasera a tutti, ma devo ringraziare Michele. Doveva venire l'Italia a Napoli quest'anno per vedere un cesso di partita. Quanta poca roba. Comunque giocare con Toloi Acerbi è un delitto proprio, e proprio di questo ne dobbiamo parlare, Michele, e grazie per il supporto. Perché è una difesa che lascia molto a desiderare, specialmente in fase di impostazione. Acerbi il piedino ce l'ha pure, lo ricordiamo, qualche lancio è capace di farlo, ma non partite palla al piede tutte e due, che poi non sapete come disfarvene e vi fate togliere il pallone dalle gambe. È veramente stato imbarazzante. E poi si fa il discorso della difesa 3, che secondo me è giusto, cioè Toloi è abituato alla difesa 3, Acerbi è abituato alla difesa 3, il gol lo prendono dal calcio d'angolo, quindi là basta stare sveglio e fare le tue marcature. Per me anche per questo le nazionali piacciono di meno, perché c'è meno lavoro da parte dei tecnici, si dipende molto dal talento, dallo stato di forma, e quindi non bene. Quindi siamo arrivati al cane, grazie Michele. Canà, che fa il cane per rientrare in campo e perdere ulteriore tempo. Pellegrini che tira alto, forse anche deviato, e poi c'è il giallo dei gialli, c'è un fallo, c'è praticamente una gamba alta di Rice, interviene, si scontrano tutti quanti insieme, c'è anche Maguire, sembra che fosse ammonito Maguire perché Rice doveva essere espulso, parrebbe che fosse venuto ammonito. Volano proprio i verbi in Italia, meglio l'inglese. Maguire, ma no, mi devo fermare un'altra volta. Tore falanga, ma pure Verratti, Jorginho a centrocampo, poca cazzimma. E infatti poi aggiungiamo difesa, la difesa che ne dobbiamo parlare è il centrocampo, che veramente non convince e continua a non convincere, ragazzi, e non convinceva forse nemmeno all'epoca della vittoria dell'Europeo, onestamente. Ma andiamo avanti e ti ringrazio Tore come sempre. Quindi c'è questo giallo che non si è capito a chi doveva essere ammonito. Per me doveva essere ammonito Rice, quindi seconda ammonizione ed espulsione. Ci inquadrano Maguire che non capisce, e poi la regia ci dice Walker. Dopodiché verrà ammonito Maguire di nuovo, verrà ammonito anche Walker di nuovo per altre perdite di tempo e non viene espulso nessuno. Quindi poi ci fanno sapere, i miei telecronisti, io l'ho sentita in inglese, dice non lo so, e tutti che se la ridevano, loro è un mistero. Vabbè, è un mistero grave, però dobbiamo capire chi era stato ammonito. E ci hanno detto che poteva essere stato ammonito Grealish, non lo so a tutt'oggi. A tutt'oggi non lo so. Dopodiché c'è il gol dell'argentino, Retegui fa una rete, chi lo fa proprio l'argentino, e anche qui si dovrà parlare, perché abbiamo parlato della difesa, abbiamo parlato del centrocampo, dobbiamo parlare anche dell'attacco. Il ragazzo il senso del gol sicuramente ce l'ha, il gol l'ha fatto, bello, anche il passaggio di Pellegrini molto bello, ma gli automatismi, se tu non hai mai giocato con questa squadra, era un bel rischio che si è preso Mancini, e non abbiamo visto una grande manovra incredibile, bella ariosa, abbiamo creato tantissime occasioni, onestamente. Dopodiché, girandola di sostituzioni, entra Cristante per Barella, entra Politano per Berardi, Politano che cerca di dare un po' di vivacità lì insieme a Di Lorenzo per ricreare almeno una fascia di gente che si conosce. Ma quello che mi è piaciuto di più, secondo me, quello più vivace che ha creato dei pericoli, è stato proprio Gnonto, che entra al posto di Pellegrini, che comunque sgusciava lì sulla sinistra, mentre Tonali al posto di Jorginho, tanti errori proprio in impostazione, errori di misura nei passaggi. Arriva poi il giallo a Walker e non si capisce chi doveva essere espulso, poi alla fine viene espulso Shaw e deve uscire Foden, che era appena entrato, perché devono poi entrare, penso sia entrato Trippier. Era dal 1961 che l'Inghilterra non vinceva in Italia, cose del genere. Male. Ok, la telecronaca italiana diceva che il giallo era per Grealish. Ok,
Almeno ha segnato Elmas, brava Federica, perché infatti mi sono arrivati gli amici bellini abbonati subito, non mi hanno fatto... E sono 3 le cose che sono successe, perché l'Italia così, e ne stiamo parlando, il gol di Elmas, tra l'altro molto bello, pallone che spiove su un colpo di testa, una vera e propria seconda palla, perché poi non ho capito se l'aveva preso di testa l'attaccante della Macedonia o un difensore, arriva in corsa, tira al volo di destro Elmas e segna. Elmas che cosa? Non è né carne né pesce, è un diamante. Ce ne siamo resi conto che è un diamante Elmas e che è un lusso assoluto che il Napoli abbia questo giocatore in panchina? Sì, ce ne siamo resi conto. Domani si guarda la Corea del Sud e fa bene, ma l'altra notizia è l'esonero di Nagelsmann. L'esonero di Nagelsmann. Sì, Giovanni, sì, è chiaro, voi siete sempre liberi di incalzarmi con tutti gli argomenti che volete. Sarà una live un pochino più breve, dipende dai like, fatemi sapere quanti like ci stiamo. Forse Mancini non ha convocato Gatti perché loro avevano un eppure ci sta, caro Davide. Chissà un Napoli-Inghilterra come sarebbe finita stasera? Bellissima domanda che non ci possiamo, a cui non possiamo dare una risposta. È chiaro che il Napoli con i suoi automatismi e col suo ritmo. Io quando entra Cristante che si rallenta veramente tutto, perché poi l'Italia ci ha provato, il forcing, anzi io mi sono anche divertito, il secondo tempo molto meglio l'Italia, hanno creato, hanno cercato di fare un po' di forcing finale. Però male negli ultimi passaggi, proprio è mancata qualità, è mancato proprio il ritmo. Verratti ha fatto secondo me una partita all'Anghissà, cercate di capirmi nel senso di attacca e stacca, perché ha fatto delle cose buone ma ha perso anche tanti palloni e alle volte uno come Verratti ti aspetti molto di più da lui. E quindi il centrocampo che veramente con Jorginho e Verratti una doppia regia che non funziona, non funziona né bene Jorginho né bene Verratti, secondo me questo centrocampo a due. Barella che è un madonna di centrocampista con l'Inter, con l'Italia proprio non funziona, proprio non riesce a funzionare. Pellegrini lì tutto isolato esterno non mi ha convinto. Berardi ne ha toccato una palla sinceramente. Lo stesso argentino ha avuto un paio di palle giocabili, poca roba veramente. E in difesa onestamente ragazzi Di Lorenzo fa quello che può, ma si gira, non vede né Lozano né Politano avanti, non vede Lobotka, non vede Rachmani a fianco a lui. L'ho visto un po' avvilito, Di Lorenzo onestamente. E Spinazzola che sì, ha lo spunto, però anche lui con un ritmo abbastanza basso. Toloi, Acerbi, c'è Gatti, ma c'è secondo me lo stesso Scalvini che è meglio di Toloi, almeno c'ha un piede un pochino più educato, lo stesso Romagnoli che era in panchina, Casale che poteva meritare la convocazione. Insomma c'è tanto di cui parlare. Ma sul primo gol non c'è un po' un errore di posizionamento di Lorenzo che si perde Kane? Sul primo gol tu dici sul calcio d'angolo, devo rivedermi le marcature, Kane così, però è quello che non mi è piaciuto lì, che ricordo subito, è che nessuno proprio è saltato sul cross che arriva, poi la palla finisce a Kane e lì si può parlare dei posizionamenti, però prima non è saltato proprio nessuno, veramente male. Ad un certo punto nel secondo tempo sembrava il peggior Napoli di Sarri che non sfondava dopo 100 passaggi davanti all'area. Ecco Francesco, sì, perché noi abbiamo memoria di come il 4-3-3 può essere piatto, anche il 4-3-3 può essere piatto se poi non diventi verticale e non acceleri con gli 1-2 e non fai trovare i giocatori nello spazio. Bravo Francesco, è così, diventi prevedibilissimo. Se ti devi giocare un giocatore, giocati Pafundi, e sono anche d'accordo. Bisogna naturalizzare Kim, sarebbe un bel vantaggio per l'Italia, ma ovviamente Kim è già impegnato nella sua nazionale e quindi i Mancini, l'Italia stanno facendo questo tentativo di evitare che poi quelli che hanno la doppia possibilità vengono chiamati e sono potenzialmente forti, e dato che l'Italia sta proprio inguaiata a livello di attaccanti si fanno questi tentativi disperati, se mi permettete anche un po' tristi. Non hai Immobile, secondo me fallo giocare a Scamacca, perché lo stesso Scamacca che non sarà un fine dicitore
però si sta facendo le ossa in Inghilterra e lo deprimi veramente se poi sto ragazzo viene chiamato all'ultimo momento e gioca lui al posto tuo. Forse con Politano si stava giocando un po' meglio, sono d'accordo. Ho appena letto che hanno esonorato Nagelsmann, allenatore del Bayern, arriva Tuchel al suo posto. Mentalità completamente diversa rispetto all'Italia, dove non si esonera manco a pagarli. Guarda, vedi, questo poi è un discorso che si può allargare. Non si esonerano quelli che, guarda bene, quelli che stanno alti in classifica e perdono i loro obiettivi, e molto spesso si esonera invece con facilità quelli che languono nelle zone basse della classifica per tentare di ravvivare la cosa. In questo momento il Bayern mi pare che è un punto dietro il Borussia Dortmund, ha perso l'ultima partita con il Leverkusen. Non credo che sia solamente una questione di risultati, perché stanno lì, non è che per una partita dove non sei più primo in classifica viene esonerato, la squadra che deve affrontare il Manchester City in Champions. Insomma, ci dovevano essere delle cose in pentola che bollevano già prima, quindi. E un tank Dennis, sì Emilio, lo hanno paragonato a Dennis. Mancini si è allargato dicendo Battistuta, si è allargato veramente tanto. Qualcuno diceva Martin Palermo, ovviamente è un numero 9, è un centravanti tipico, essendo argentino si fanno paragoni di questo tipo. Non mi è dispiaciuto, ha fatto un bel gol, ha avuto pochissime palle giocabili, non mi sembra uno che viene tantissimo bene incontro e fa salire la squadra, non so nemmeno se gliel'ha chiesto però Mancini, quindi è difficile valutarlo su questo. In fase di non possesso l'Italia manteneva bassi, e lo conosciamo questo 4-3-3 perché ce lo fece vedere anche Gattuso all'inizio prima che passasse al 4-2-3-1, bassissimi Pellegrini e Berardi, e sono le due mezze ali che devono aiutare la costruzione, evitare la costruzione avversaria e quindi andare nel primo pressing. C'era Retegui, ma c'era ad aiutarlo solamente Barella, poi si alternava ogni tanto, doveva scendere anche Verratti, però non mi è sembrato, la solita storica nazionale non mi sembra abbia gli automatismi belli oleati, déjà vu. È qui che si gode. Ah no, ho sbagliato canale. No, il canale è quello giusto, è la partita che è quella sbagliata. Sarò io complottista, ma i telecronisti che ogni 2 o 3 sottolineavano che il pubblico del Maradona era ammutolito mi sono sembrato molto faziosi, come se su a zero nelle altre città si cantasse. Sono d'accordo con te, Mancini però l'ha detto bene, in pre-partita, ha detto siamo noi che poi dobbiamo coinvolgere il pubblico, e lo dice anche Spalletti, ma non è che vi dovete aspettare che benvenuti in Italia, arriva l'Italia, si addormenta l'Italia, perché Maradona ha cominciato cantando. Poi se la squadra si addormenta sul calcio d'angolo è chiaro che ti viene un pochino meno anche quell'entusiasmo iniziale. Siamo anche abituati a vedere uno spettacolo completamente diverso anche a livello di reazione. Poi la reazione c'è stata, il pubblico si è sentito nel secondo tempo, però dipende sempre dalle squadre, ragazzi, non è difficile. Si vede nelle squadre di club che il pubblico a volte ti trascina quando tu sei giù, ma altrimenti è la squadra che deve trascinare il pubblico. Sembrava a me il Napoli di Ancelotti tipo contro il Cagliari che provava a girare palla al limite e poi arrivava uno tra Fabrano e Mertens che provava il tiro dal limite e manco tiravano qua. Giocatori dell'Italia manco tiravano. Mancini avrebbe dovuto dimettersi tempo fa. Si dice che non avesse più rapporto con molti. Sì, qualcosa deve essere successo a livello di rapporti. Come dovrebbe giocare l'Italia e chi metteresti? Secondo me i giocatori li abbiamo e anche i giovani ci sono e potremmo fare molto meglio. Sì, ci sono sicuramente, però in attacco siamo veramente carenti, questo bisogna dirlo. Non è questione di modulo, perché ragazzi lo abbiamo visto, i moduli tu li puoi cambiare, puoi far bene o male con lo stesso modulo, non è questione di atteggiamento, è questione di avere dei gruppetti anche di giocatori. Io ricordo che dicemmo una cosa quando vincemmo l'Europeo, non c'era più un gruppo di una squadra predominante, un Milan, una Juve che dava tantissimi giocatori, però c'erano due di quelli e tutti i giocatori che
sapevano di non riuscire a poter vincere in Italia e ce l'hanno messa tutta, hanno fatto gruppo e ce l'hanno messa tutta per vincere, hanno buttato il cuore oltre all'ostacolo, quindi a gruppetti così, Insigne con quell'altro e con Di Lorenzo e quell'altro, i 2 giocatori del Sassuolo, i 2 giocatori della Lazio, i 2 giocatori della Roma, quindi si era creata una bella cosa. Adesso mi sembrano un po' sfilacciati e serve un po' di leadership. Se tu ne cambi così tanti, non ho capito questo gruppo a chi si dovrebbe affidare, perché Donnarumma mi sembra che è uno che più pensa ai fatti suoi, il capitano Verratti è già esemplificativo, è uno che sta a Paris Saint-Germain, che non ha il resto del gruppo secondo me sotto mano. Più che tattica, secondo me si dovrebbe parlare proprio di gruppo. Comunque, se pensiamo che al momento l'attaccante migliore della nazionale non è titolare nel nostro Napoli, la dice lunga, e tu parli di Raspadori, che mica è male, e infatti lontani i tempi di Vieri, Inzaghi, Del Piero, Totti e Montella, e hai fatto dei nomi che sono mitologici, inguaiati a livello di allenatore, bollivano in pentola. Esatto, ragazzi, a quanto like stiamo? Perché scorrono i messaggi. Mancini out, per me sì, ma tanto tempo fa. Cioè, non è questa sconfitta che me lo fa dispiacere Mancini, onestamente. Spinazzona, Scalvini, Romagnoli, Di Lorenzo. Sì, è una buona difesa sicuramente. Non si impazzisce, però Romagnoli già mi sembra che, capito, può gestire la difesa un pochino meglio di Toloia, Cerbi. Oltre a Spinazzola ci sta Emerson Palmieri, che nemmeno per me è un fulmine di guerra, onestamente. Rategui a me è piaciuto, è raro che un attaccante della nazionale segni alla prima presenza e poi sentirlo parlare in argentino dà una certa sensazione, sicuramente. Era l'audio della Rai. Secondo tempo Italia un po' meglio, ma si faceva sempre la scelta sbagliata e con l'Inghilterra schiacciata all'indietro si è concluso poco verso la porta. Verratti sopravvalutato. Io su sopravvalutato non lo so, ho veramente opinioni contrastanti su Verratti, perché se tutti i giocatori più forti del mondo, Messi, Neymar, tutti quelli che ci hanno giocato dicono, individuano Verratti come un giocatore fortissimo, uno dei più forti che abbiano mai visto, da essere forte per forza, perché potevano fare altri nomi, e invece lo individuano tutti come un giocatore pazzesco. Però io lo vedo sempre, potrebbe anche lì essere un fatto di testa, in nazionale non rende, lo vedo sempre rischiare un po' troppo, andare alle volte, rischiare di far fallo inutilmente, va spesso in scivolata per cercare di recuperare un pallone che perde, il passaggio ce l'ha, l'intuizione ce l'ha, però poi stringi non mi risulta decisivo con l'Italia. Ma andiamo a vedere. Gol di Hermes con la Macedonia, lo abbiamo segnalato, anche un gran gol. Politano a cui non viene data fiducia è vergognoso, dico dall'Europeo che non è stato convocato. Sì, oggi male, anche Berardi non si è visto proprio. Cosa ne pensi di Mancini? L'ho sempre considerato un mezzo miracolato come allenatore, pompato dalla stampa e molto fortunato. Mario, mi ricordi che Mancini è quello che ha cominciato ad allenare senza patentini? Non dobbiamo dimenticarci queste cose. Mancini è stato menato ad allenare subito, prima ancora che avesse il patentino allenatore, poi dopo ha fatto la sua trafila ed è uno che ha sicuramente un nome importante che lo ha aiutato a fare un certo tipo di carriera. Siamo stati tutti contenti della vittoria dell'Europeo sicuramente, però è una vittoria che la vera partita l'abbiamo fatta contro il Belgio e lì fu incredibile, fu una bellissima partita, lo ricorderete, il gol di Insigne. Però il resto ci è andata anche bene e poi si è visto purtroppo il resto, il cammino recente dell'Italia non bene, no, quando mai? Assolutamente no. Hai visto se allo stadio c'erano bandiere o tamburi? Ottima domanda. No, non lo so. E benvenuto Michele Sorrentino. Benvenuto. Iscrivetevi al canale se siete qua per caso, perché può essere che la live dell'Italia attira nuovi tifosi che non ci conoscono. Ovviamente io non nascondo di essere un tifoso pazzo del Napoli,
ma parliamo un po' di calcio. Secondo me mettere due palleggiatori poco fisici come Jorginho e Verratti insieme è un suicidio tattico. Poi la difesa Toloi e Acerbi, mamma. Sì, loro avevano una fisicità. I rumori, sentite i rumori? Loro avevano una fisicità importante. Non convochi Zaccagni, se ne è parlato tanto, se questa è una questione di principio. Zaccagni avrebbe fatto probabilmente comodo e anche in una buona forma. Chiesa mezzo rotto sicuramente. Un Virgilio Bandiera e Hollywood fa tripletta. Allora andiamo a leggere, perché devo ringraziare Virgilio Bandiera. Ciao amici, perdonatemi, ma questa maglia dell'Italia non mi piace proprio. Naturalmente questione di gusto. Mi sembrava la Finlandia, vi abbraccio. È quell'eccesso di bianco, secondo me, qua a cui non siamo abituati. Perché come colore di blu, azzurro, blu carico, secondo me ci può anche stare. È quell'eccesso di bianco dato dallo sponsor dell'Adidas che non funziona tanto, anche lo stemma. Capisco di quello di cui parli. Se hai notizie però, dato che tu ci scrivi dalla Germania su Nagelman, siamo anche curiosi di saperne di più. Migliore in campo, Pellegrini ha fatto un ottimo assist. A me è piaciuto come è entrato Gnonto, onestamente, che è sembrato il più pericoloso. Per il resto qualcosina Spinazzola, lo stesso Retegui. Veramente difficile individuare uno meglio dell'altro. Pellegrini forse sì, per l'assist, però anche lui poco. Retegui ha sfruttato l'occasione della chiamata per avere visibilità in Europa e forse proprio una squadra italiana, chissà quale. Ci dà uno spunto tattico di mercato. Meret titolare, dice Mario. Allora diciamo anche questo, che Donnarumma, chiaro, è difficile togliergli il posto perché l'esperienza che tiene, fatta a 15 anni, e vabbè, la parata l'ha fatta questa volta. È un portiere che ha la papera incorporata, che fa anche dei miracoli, i rumori proprio fortissimi. Ma a quest'ora si viene a prendere la monnezza? Ditemi voi se questo è un orario con il giorno di venire a prendere la moneta. Meret ci ricordiamo e veniamo a sapere. Vi ricordate l'intervento, un'uscita? No, non ce la faccio. I rumori, lasciate like. È vero, sembrava la maglia del Giappone. Hai ragione. Guarda Massimo, un Belotti sì, ma Belotti ha fatto 0 gol in campionato quest'anno, ne ha fatti forse un paio in Coppa, non segna manco per sbaglio. Poi tu dici vabbè, non gioca sempre, però non ha giocato nemmeno poco. Vai amico, vai. Quindi sì, però anche male. I like. Rumori alieni. Pellegrini meglio dietro la prima punta. 4-2-3-1 con Jorginho e Cristante. Un Cristante che ti scherma Jorginho potrebbe avere senso tatticamente. Bocciato Verratti, a sinistra meglio Parisi dell'Empoli. Già se tu mi dici Parisi potrebbe essere anche importante, perché poi Spinazzola comunque deve fare sempre il rientro sul destro per fare un cross più interessante, e quando crossa col sinistro la palla è un po' moscia, quindi si perde un pochino quell'effetto sorpresa che il terzino col tuo piede ti deve dare. Mario Rui, lo capite? No, sto al secondo piano, ma non ha importanza. Questi sono piani bassi. L'algoritmo, iscrivetevi, bravo Vittorio, scrivetemi per l'algoritmo, dobbiamo smuovere l'algoritmo, che adesso ci sono 208 spettatori che salgono a 213, che scendono, che sono tutti amici che magari non sono bellini, è tutta gente che sta qua per caso. I motori biturbo. Udogi, Zaccagni, ma Udogi è convocabile? Udogi fai un altro, è tutto un altro livello. Se Udogi è convocabile è assurdo non convocarlo, però non lo so.
Buonasera Enzo, tutti arrivati al limite della line, Jorginho, Verratti, Barella, Tonali, nessuno tirava in porta. Anche Di Lorenzo ha avuto secondo me un'occasione, c'era un cross che arrivava dalla sinistra da Gnonto, arriva il pallone a Di Lorenzo e non ha avuto il coraggio di tirare, l'ha scaricata, penso, dietro a Tonali un'altra volta. C'è stato un po' il piedino, il famoso braccino che poi c'è con la paura di sbagliare proprio tu. Nessuno si è preso la responsabilità. Sta in under 21, allora la chiama, tu chiama, non sa che gente che hanno già seccato proprio, non chiami Udogi. E allora questa è una delle più grandi follie fatte da Mancini. Per me è superiore Udogi alla Spinazzola. Per me è superiore. Non si può non convocare la gente più in forma in questo momento. Casale sono d'accordo, Udogi sono d'accordo, Romagnoli così e così, ma meglio di Acerbi, perché comunque nella difesa di Sarri, Casale e Romagnoli funzionano a meraviglia. Sfrutta anche il fatto che stanno lavorando insieme, la linea la conoscono bene, sfrutta. Fagioli anche sono d'accordo, su Zaccagni lo abbiamo detto che ci sta un problema probabilmente disciplinare, soprattutto in favore di gente non certo straripante. Sono d'accordo anche su questo. Un futuro da allenatore della nazionale per Spallettone. Certo è che, amico mio, se Spalletti questione di tempo, Spalletti deve alzare alzerà un trofeo clamoroso quest'anno, perché vincere a Napoli non è che non è facile, è veramente l'imponderabile. Vincere a Napoli con gli annessi, connessi, l'ambiente, le circostanze, i comportamenti. Quindi Spalletti sta facendo veramente qualcosa di miracoloso. Secondo me le strade sono due, ovviamente, che possono diventare tre con questo. Una, continui a Napoli, ti assicuri che non ti vendono tutti e cerchi di aprire un ciclo e ti levi lo sfizio di aprire un ciclo poi indimenticabile e vinci. 2, te ne vai in Inghilterra e ti togli lo sfizio di andare nel campionato che è più bello, tutti dicono che è il più bello del mondo, magari vai nella squadra che si prende Osi e vai a fare gli sfracelli in Inghilterra, oppure puoi pensare anche alla nazionale. Spalletti non è un allenatore che studia, è un allenatore che studia tanto, un allenatore che insegna calcio, però secondo me è anche bravo a gestire e a mentalizzare e a gestire i giocatori, come gestore di giocatori. Io Spalletti l'ho sempre visto come un misto perfetto tra Sarri, troppo forse calcio e poca gestione, e Ancelotti molta gestione e meno allenamenti specifici. In mezzo c'è Spalletti che ci ha proprio fatto funzionare tutto. E quindi secondo me per la nazionale perché no? Dimostrando anche di essere un allenatore finalmente vincente, di saper gestire una situazione di ambiente non facile come Napoli, perché no? Guarda Gio, sicura non è nulla. Osimhen sta mentalizzando. Io sono convinto che Osimhen non ci sta pensando in questo momento. Tutto poi dipende dai procuratori, perché se il procuratore lo vuole tenere concentrato, non lo chiama proprio e se ne parla poi a giugno. Osimhen deve raggiungere il risultato, sta mentalizzatissimo. Osimhen apprezza Napoli. Io vedo quello che dice, ascolto quello che dice, vedo come si comporta, lo vedo che anche quando viene assalito, quando lui è in macchina viene assalito dai tifosi, lui cerca di gestire. Si vede che i giocatori hanno difficoltà a gestire l'amore asfissiante di alcuni tifosi, però lui cerca di gestire, lui dice mi sta assegnando a me uno alla volta, non da poi anche a macchina e faccio la fotografia con tutti. Lui sa cosa significa dover dare indietro l'amore che ritorna, l'amore che riceve, lui lo vuole ritornare ai tifosi. Questo però non significa che lui voglia rimanere qui per sempre, perché la sua carriera deve prendere il volo e se non lo fa adesso che è nel pieno della maturità non so quando lo può fare. Può strappare un ingaggio importante. Io ringrazierò Osimhen per quanto fatto, mi metterò a ridere con quelli che all'inizio dicevano che questo non è buono, non fa nemmeno 4 gol in Serie A, li ha fatti, e se avesse giocato di più, senza infortuni, senza cose varie, chissà, ma il chissà non si può fare, e quindi andiamo a vedere. Mi pare che Udogi non sia stato convocato per questioni disciplinari insieme a Zaniolo, quindi Udogi, Zaniolo, Zaccagni, tutte questioni disciplinari, che io, ragazzi, se c'è
un codice di comportamento bisogna rispettarlo, poi non è che ognuno fa quello che gli pare. Non è che tu sei forte e quindi puoi fare quello che vuoi. Se c'è un codice di comportamento va rispettato e quindi dobbiamo rispettare questo. È chiaro che se non ci sono poi giocatori all'altezza paghi. Doppia umiliazione per chi criticava la scelta di portare gli argentini in nazionale, scelta giusta o sbagliata che sia. Retegui segna la prima, l'unico gol per l'Italia, sconfitta, troppe chiacchiere. Il primo tempo dell'Inghilterra dà paura, ma nel secondo tempo è stata troppo rinunciataria. Italia non bene, solo tanta grinta nella ripresa, ma poca roba. Osi non valeva 70 milioni, tu già. Ma Balotelli io non credo che sia lui a dover... se ancora noi ci chiediamo se Balotelli, che comunque è un giocatore che gli diamo sempre chance, va sempre a cercarsi, non so nemmeno dove sta giocando in questo momento. Sempre chance, sta sempre lì per ritornare ad esplodere, non esplode mai. Purtroppo lì c'è un problema mentale. E solo la mia impressione che Di Lorenzo in nazionale sembra il fratello del Napoli è straripante, quasi sembra impeccabile, sarà un problema di schemi di compagni. Ti dico di più, Mario. Gli schemi sicuramente, i compagni sicuramente, si sente protetto anche dalla forza dei compagni. Poi ha fatto anche il salto di qualità perché il capitano di quei compagni si sente anche investito da questa responsabilità. È umano. Voglio ricordare al mondo, e Di Lorenzo ce l'ha ricordato oggi, che anche lui è un essere umano. Alle volte noi diciamo è un robot, non si ferma mai, e invece lo abbiamo visto anche oggi stanco, perché arriva il momento in cui sei stanco quando non ne salti nemmeno una. E egoisticamente mi viene da dire, speriamo che il momento della stanchezza dove paghi, perché ha pagato, perché lì è pure stanchezza che tu salti, non riesci a muovere il braccio, lo paghi con l'Italia e non lo paghi con il Napoli. Voglio sperare che lui possa resettare mentalmente, dice sbagliata la partita, ricomincio a essere robot con il Napoli. Non possiamo pensare che i giocatori possano performare per sempre vita naturale durante. Già con l'ingresso di Politano già meglio, e questo significa che comunque i compagni sono importanti. Quando vanno via da Napoli e fanno flop in altre squadre, Allan, Fabian, Milik, la verità è che al Napoli gioca tutto il mese, sarà il clima, Omar, l'aria. Sì, però non generalizziamo, non generalizziamo, perché Milik per esempio non ha fatto flop nelle altre squadre, ha giocato bene al Marsiglia e ha giocato bene alla Juventus. Fabian, dagli il tempo, è andato a Paris Saint-Germain, dove è il più piccolo della cucciolata tecnicamente come importanza. Allan non lo so che tipo di carriera abbia fatto all'Everton onestamente, però tutti quelli che sono andati via dal Napoli, caro Francesco, hanno vinto. Hamsik che è andato a vincere dall'altra parte, Jorginho che è andato a vincere, Albiol che è andato a vincere, quindi non è vero che giocano tutti meglio, e al Napoli giocavano bene però non vincevano. Adesso questa è la vera rivoluzione che sta succedendo nel Napoli, e che si può vincere pure a Napoli. Come prima punta oltre a Raspadori forse Pinamonti, anche Pinamonti un buonissimo prospetto che io nel fantacalcio ho pescato, però mi aspettavo tanto di più nel Sassuolo, e invece tanti 5, tante partite non pervenuto. Anche su Pinamonti ci devi lavorare, è un grosso ragazzotto che segni solo contro un Napoli per non perdere nulla su azzurro fluido. Ma i like non me li state dicendo. È mai possibile aver avuto una generazione d'oro dove avevi il lusso di lasciare a casa un giocatore come Totti e oggi c'è una totale penuria? Cose che manca che prima c'era. Saranno aumentati, Pierluigi, i giocatori presi dall'estero e quindi tu non sviluppi i vivai e non li fai esordire, e quindi sarà aumentato a livello culturale questo, perché tu dici c'è un prospetto interessante giovane italiano, me lo fanno pagare già 5 milioni, e che esagerazione, mi vado a prendere questo stesso prospetto interessante che mi costa 500.000 euro e me lo vado a prendere in Turchia, me lo vado a prendere di qua e di là. Questo un po' è successo secondo me negli anni. Basta Jorginho titolare, ormai ha dato. Anzi, Milik non flop a Napoli, anche se molto sfortunato. Io direi sfortunato, perché Milik si vedeva
Milik anche lui aveva una buona media gol rispetto alle partite giocate, aveva un po' di tutto, faceva salire la squadra, aveva buona tecnica, l'avete visto il calcio di punizione di Milik come è preciso, c'ha colpo di testa, c'ha un buon tiro, poi è chiaro, può sembrare un po' macchinoso alle volte, ma quando sta in grande forma Milik è difficile da marcare. E devo tutte fa promessa il mio addetto stampa, adesso vogliono venire tutti a Napoli. 149 e arriviamo a 200. Non c'erano molti like preventivi. Facciamo un'altra ventina di minuti così in piacevolezza per consolarci. Mi manca il là. Grazie Giuseppe, la consolazione mia siete voi, che anche in una partita al Maradona, dove tu sei abituato a vedere tutto un altro spettacolo, poi va pigliato con i tifosi del Maradona e noi siamo abituati a vedere tutto un altro spettacolo, onestamente. Zola, casomai l'uomo diventa Magic Black Box. A proposito di box, mi era arrivato anche una segnalazione su Instagram di una brutta bandiera inglese, perché poi noi non possiamo mettere le bandiere, ma è comparsa questa bandiera che non so se hanno fatto entrare così, bruttissima, su Maradona, ovviamente, perché loro ce l'hanno ancora qua, che Maradona li umiliò segnando con la mano e poi dopo facendosi anche perdonare il gesto con il gol più bello della storia del calcio, perché era tutta una questione politica tra Argentina e Inghilterra prima ancora che calcistica, e sapete bene la storia, e loro non se ne scende questa cosa, quindi per loro entrare nello stadio Maradona, li abbiamo fatti vincere allo stadio Maradona, ma che brutta umiliazione. Che brutta umiliazione, no, dispiace così. Io non ci resto male come quando capita il Napoli, però comunque mi dispiace. Comunque io sto all'estero e mi dispiace, e vado nei bar e ci sono i tifosi inglesi e mi dà fastidio, poi che mi hanno sfottere, non mi piace. Nel pieno della maturità proprio no, a 24 anni penso che un calciatore sia... Di chi parli? Di chi parlavo? Di chi stavo parlando, Angelo? Non mi ricordo. Ah, tu dici Osimhen. Lo so. No, ma siamo d'accordo, 24, dai 25 ai 28. Poi ci stanno anche giocatori che maturano dopo, vedi Di Lorenzo che è andato a migliorare sempre di più. Però per Osimhen, che punta tutto sulla sua fisicità e sullo suo strapotere e velocità, strapotere fisico, e adesso, poi dopo, già superati i 27, secondo me c'ha in meno quello scatto incredibile, però secondo me ha il futuro davanti. Tu dici un altro anno, se lo potrebbe fare un altro anno, speriamo. Sarò ottimista, ma con le cessioni di Osi, Ziello e Lozano, ricavi stadio, magliette, sponsor, eventuali finali, vabbè, l'hai fatto molto ottimista. Rischi seriamente di fare uno squadrone, amico mio, e da qua tu mi lanci un assist. Tu devi blindare Spalletti e Giuntoli, perché tu puoi anche cedere questi qua e mettere insieme un tesoretto di grandi ricavi, sponsor soprattutto, perché potrebbero arrivare nuovi sponsor se c'hai lo scudetto sulla maglia. Non parliamo della Champions, non parliamo di Patrizia, è chiaro che hai un grandissimo tesoretto davanti. Il problema però è sempre quello: il Napoli vorrà mantenere gli stipendi bassi, perché se vuoi mantenere gli stipendi bassi tu lo squadrone lo puoi fare, ma dipende se Giuntoli trova ancora delle grandi pedine che sono in rampa di lancio e stanno per esplodere. Certo non puoi andare a puntare i top player, perché i top player vogliono pure venire, si possono anche entusiasmare di una piazza che adesso vince in Italia, però vogliono i soldi che prendono dalle altre parti, altrimenti non ce la fa. Quindi lo puoi fare lo squadrone sicuramente, ma non è scontato, perché non si punta su giocatori già affermatissimi, ma sempre, e secondo me abbiamo visto che è pure meglio, su giocatori che stanno per l'esplodere, stanno proprio nel momento dell'esplosione. Se voi pensate anche a Kvara, Giuntoli l'aveva individuato 2 anni fa, e 2 anni fa Kvara era già pronto per esplodere così,
E pensa anche alle cose, magari lo prendevi 2 anni fa, avrebbe fatto la riserva di Insigne e quindi magari era difficile in pochi minuti a farsi vedere così. Alle volte capita proprio nel momento giusto della carriera, lui maturo, si era fatto qualche altra esperienza, aveva fatto delle esperienze in nazionali importanti e matura giusto. Lasciamo fare a Giuntoli quel poco che ha dato, facilitato dagli infortuni gravi, e sarà sempre un giocatore ottimo che sarebbe potuto diventare una grande punta. Sì, io volevo Milik fuori quando ho visto che aveva staccato completamente la spina nel quel finale di campionato, penso fosse il campionato Covid, dove proprio si scocciava proprio di giocare, si vedeva che aveva proprio smesso di impegnarsi per la squadra, però tecnicamente mai discusso. Primo tempo praticamente inguardabili, secondo tempo sono scesi in campo. Ruiz. I tifosi del Maradona si sono rilassati così come i giocatori in campo. Il Maradona dà tanto quanto riceve. Esatto. E se la Macedonia di Elmas ci eliminasse anche dagli europei dopo i mondiali, facciamo un mea culpa. È quello che va naturalizzato, Elmas. Io non sono italiano, sono napoletano. Hai ragione. E infatti la sposto sempre sul Napoli, l'attenzione. Ionto bene nel saltare nuovo, un po' meno nel giocare dentro al campo. L'addetto stampa riporta 2 notizie. La prima è intervenuta la Federcalcio inglese, ha annullato il biglietto del tifoso per la mandina e è rimasto fuori. Bene, bella notizia. Ed è dovuta intervenire la Federcalcio inglese. Bella notizia, Fabio. Milik aveva un desiderio della Juventus. Facile. Comunque la mancata convocazione di oggi non ha motivazioni disciplinari. Bene. Cioè male, nel senso bene che non ci siano motivazioni disciplinari, ma male che non lo compra. Entro solo per dire che Elmas ha segnato, io non diffidare l'unica nazionale per me dai mondiali dell'82. Carla, ne abbiamo parlato, gran gol di Elmas. Perché far debuttare Retegui titolare contro l'Inghilterra? Sì, ha segnato, però non mi ha convinto nel primo tempo. Ha avuto anche pochissime palle giocabili, Antonio. Almeno quando ha avuto una palla decente è stato freddo sotto porta. Io quello che dico è: non hai tolto uno che probabilmente conosce di più l'ambiente, conosce di più gli schemi. Lo so che l'unica soluzione sarebbe stato Scamacca, siamo d'accordo, però comunque hai messo uno in mezzo che non ha mai lavorato con il gruppo ed era un rischio, e secondo me alla fine ha segnato, ma ha pagato in termini di prestazione generale della squadra? Secondo me no. Quindi sono anche d'accordo con te. Mancini è capace di pareggiare col Marta e di dire buon punto. Spero solo che questi codici disciplinari non sono una finta per non far andare questi giocatori nazionali della loro squadra che stanno lottando per la loro... Ah, tu dici, Ma questo è ancora peggio, perché poi, se non sbaglio, il codice disciplinare è proprio perché qualcuno ha esagerato degli infortuni e poi è voluto ritornare a casa. Io credo che questo fosse poi il discorso di Zaccagni, e me lo potete dire, chi lo sa meglio, tra gli amici bellini. Mi pare che fosse proprio questo il pomo della discordia, che porta poi Mancini a fare delle scelte. Voleva vedere più attaccamento e forse non ha visto da parte di tutti lo stesso attaccamento per la nazionale. Si preferiva andare nelle squadre subito, nelle squadre inglesi. È successo un po' a tutti, abbiamo visto giocatori che il dolorino, torno subito a casa, subito convocato per la partita di dopo. Capita spesso. Con il Milan sulla fascia sinistra chi vedresti meglio, Olivera o Rui? Voglio Rui, io scelgo sempre Rui. Fisicità di Olivera va benissimo, però voglio Rui perché voglio avere il pallone e voglio avere più qualità possibile per servire Osi e creare lo scompiglio. Olivera è bravo, non lo so, però la qualità di Mario Rui con quel piede, creare lo scompiglio, Kvara, Zielinski, Rui, io scelgo sempre Rui. Lobotka ha pareggiato con il Lussemburgo. Non sarebbe meglio finire i primi campionati dedicati 1 o 2 mesi interi alle nazionali, studiare meglio i meccanismi? Sono d'accordissimo, Salvatore, sono d'accordissimo. Prima di tutto questa pausa ti spezza il ritmo del campionato, delle coppe, e non va bene.
giocatori che partono, se ne vanno, si distraggono, stavamo tutti belli concentrati, eravamo belli in tensione, con quella tensione giusta. Adesso speriamo di ritornare con la stessa tensione, ma le pause non mi piacciono, specialmente quando il Napoli sta andando così bene, stanno tutti sul pezzo, quindi in generale non mi piacciono. E poi anche per le nazionali stesse la tua osservazione è corretta, non si ha tempo per lavorare. Per la prossima stagione punterei tutto su Samardzic dell'Udinese, bel giocatore. Kvara non sudare, Osi stai attento, Kim stai buono. Esatto, Vlakic, esattamente. Peppino di Palma, lascia il like a prescindere perché sei tu di questa nazionale. Frega meno di zero. Benvenuti a Napoli italiani, che poi noi siamo generosi e li benvenutiamo. Chi viene. Chissà se sono venuti i tifosi italiani a Napoli, Noi ce la siamo visti così per sport. L'integrazione. Ho saltato la seconda notizia. Con il Milan in campionato gioca sicuro Mario Rui, anche perché Olivera è stato convocato e giocherà 2 partite della nazionale. Ma non era stato convocato Rui, no? Non ricordo. Io poi dovrei avere segnato ancora le cose della convocazione. Lozano, Ostigard, Lobot, Gelmas, Veresischi, Anghissà, Ramani, Kim, Olivero, Simen, quindi lui no. Può essere un discorso logico, Fabio. Quando l'Italia vincerà un altro mondiale giocherà bene, quando Spalletti diventerà allenatore dell'Italia. Spalletti che domani dovrebbe ricevere il premio Bearzot, un altro riconoscimento importante. Abbiamo sempre detto che Mario Rui aveva il piedino fatato, è giusto, però anche Olivera ha un gran bel piede, visto il terzo gol del Torino. Quale squadra ha 2 terzini sinistri così? Forza Napoli sempre. Sì, il cross di Olivera è stato ottimo, quello che ha, perché poi è dal fondo, quindi arriva più in fondo, non proprio dal fondo, ma arriva più in fondo il cross secondo palo. Quello che a Mario Rui ci ha fatto vedere, pensate a quei cross che stanno un po', lui non arriva fino in fondo, ma dalla 3/4 riesce comunque ad arcuarli e arrivare poi forti e tesi. Il piedino fatato è quello. Poi alle volte secondo me è una questione anche di testa più che di piede. Mario Rui vede dei passaggi quando sta bello concentrato, alza la testa sempre, che Olivera non vede. Secondo me è questo, è una questione di velocità di pensiero. Benvenuti nella Magna Grecia. Rui a Castelvolturno, molto bene. Ho notato che Victor ha le spalle più larghe dell'anno scorso, è cresciuto parecchio, ha detto mio padre che è un gladiatore e se lo dice lui che ha esperienza è vero, e senza dubbio. La partita col Milan, lo vedi Mario, stai arrivando a me, perché io non l'ho voluto dire, ma questo è quello che poi mi sconquassa. Mi sconquassa un po' di più e mi dà fastidio questa, per questo motivo mi dà fastidio questa pausa. Proprio per questo. Però non lo so, perché l'Inter ho avuto la sensazione che avesse puntato tutto sulla partita con il Napoli e poi dopo benvenuto Nicolao, dimmi tutto. Trovi il canale Telegram in descrizione. L'Inter mi ha dato l'impressione di essere venuta alla partita, arrivata alla partita col Napoli proprio per dare tutto, perché se ancora si giocavano chance di scudetto e quindi era l'ultima spiaggia per loro. Poi dopo avendo speso tutta la mazzetta, le altre chance le hanno perse per strada. Il Napoli invece è come se avesse fatto una preparazione poi per arrivare in questo periodo al meglio. Non so se arrivare poi alla sosta o dopo sosta, perché poi adesso si sconquassa un po' tutto con questi 16 giocatori in giro per il mondo e questo mi dispiace. Però come si sconquassa a noi si può sconquassare anche al Milan. Non so quanti ne hanno loro convocati, ma sicuramente qualcuno di convocato ci sta. E vediamo. Il Milan non si gioca la partita di campionato per riavvicinarsi allo scudetto, ma si giocano tantissime chance di rientrare tra le prime 4 e quindi andare a qualificarsi per la Champions dell'anno prossimo, perché poi sì,
abbiamo capito la storia, il DNA vincente europeo, però voi, loro che sono tutti contenti e sicuri di battere il Napoli in Champions, benissimo, ma siete tutti contenti e sicuri di battere anche l'Inter o il Benfica, eventualmente il Real Madrid, il Chelsea, il Manchester o il Bayern? Siete così convinti che poi andate in Champions perché vincete la Champions? Quindi dovranno lottare per il campionato, sarà una partita tosta. Però il Napoli giocherà in casa contro il Milan, un'altra cosa fondamentale. Poi non so come la pensate, per me casa trasferta cambia poco, non lo so se cambia poco quest'anno. Io in generale l'ho sempre vista come veramente una differenza minima, specialmente quando si tratta per il Napoli, che non ha mai dimostrato di avere atteggiamenti diversi tra trasferta e casa, proprio mai, ci pigliamo sempre il pallone e facciamo noi la partita. Poi è chiaro, la trasferta ti stanca, ci sono delle trasferte più agevoli, ci sono trasferte con l'aereo, trasferte con il pullman, trasferte dove dormi di più, dove dormi di meno, dove devi prendere, non hai i tuoi comfort, non hai i tuoi tempi, è chiaro. Il mangiare, siamo d'accordo. Ecco dove è la difficoltà della trasferta. Ma non vedo più quella cosa di soffrire le squadre in casa loro, questa non mi sembra. Quei grossi manubri si chiamano i traversoni. Bravo. La seconda cosa, quante seconde hai messo? Ha parlato Kvicia Kvaratskhelia. Sono fortunato ad essere approdato a Napoli. Lo staff ha migliorato un mio enorme difetto, la fase difensiva. Ora sono un uomo squadra e mi sento al top. Te frasi fatte, non ci crede nemmeno lui. Al massimo il fattore determinante rispetto alla sosta può essere il lasso di tempo inferiore. Milan in finale lascia a tavolino Real Madrid per rispetto. Ah, bella Black Milk, commento memorabellino, lasciate i like per questo commento. Questa poi è l'ironia, questo è quello che io amo. A tavolino per il rispetto della storia e il doppio delle coppe, e si lascia, perché come noi dobbiamo metterci paura della storia del DNA. Commento memorabellissimo. Dato che sarò allo stadio con il Milan, il Napoli vincerà, non vi preoccupate. Bene. Wow, Fabio, e Kvara a difendere fa veramente schifo, che poi non è vero, anche Kvara si sta impegnando nei recuperi difensivi. Se vinciamo la no, non lo diciamo proprio, non ci pensiamo nemmeno. Che senso ha convocare Pafundi che nel 2006 non ha mai giocato? Gli fai respirare un po' l'aria della nazionale, gli fai fare un po' di amicizia con il gruppo. Ma lo stesso fatto che non giochi mai, manca l'Udinese che ha fatto pochissimi minuti. Se tu sei un talento, devi giocare. Ragazzi, Totti, 17 anni, quanto aveva? Si gioca. Kvara, il più giovane della cucciolata, titolare inamovibile, 22 anni. E quando sei un talento, Foden, quando ha cominciato a giocare? E Alvarez, quando ha cominciato a giocare? Quelli forti, li vedi forti subito, li vedi forti a 19, a 18. Poi è chiaro, si devono strutturare fisicamente, non c'è dubbio. Però a Milano si aspettano il coltello dei denti, è una partita difficilissima. La differenza, a mio avviso, la farà l'arbitro internazionale. E ho detto tutto. Post mondiale avevamo i residui della preparazione. Con carichi così pesanti comporta avere le gambe ingessate. Io dico di stare tranquilli. Bene, Peppe. Almeno non abbiamo la paura della preparazione proprio post mondiale. Potrebbero essere solo una questione di distrazione, ma questi ragazzi mentalmente non sono fragili quest'anno. La non convocazione di Dogi Fagioli è perché c'è un accordo con Nicolato dell'Under 21 che è un europeo in estate ed è importante rotare la squadra che quest'anno ha fatto poche partite. Vabbè, accetto la cosa, non è che dice la nazionale maggiore c'ha talmente tanti altri giocatori ottimi che... Vabbè, lancio questa perla: Raspadori diventerà il nuovo Mertens facendo forse anche più gol di lui, lo vedremo, sognatelo amico mio. Ti ricordo che Mertens ha fatto 147 148 gol,
148 gol nella storia del Napoli, io credo che non li farà nessuno mai più, anche perché per fare quei gol 3 stagioni devi fare 50 stagioni, nemmeno Holland. 30 stagione, benissimo, devi fare 5 stagioni per fare 150, 30 stagioni sono assai. Già lui è una mezza punta, può giocare da falso 9, può giocare a destra, a sinistra, deve diventare un titolare inamovibile o deve rimanere a Napoli per tutta la vita come ha fatto più o meno Mertens. È difficilissimo, perché poi se un giocatore diventa fortissimo il Napoli è difficile anche che lo riesce a trattenere. Vedete Osi, se Osi continuasse così a 24 anni e continuasse fino a 30 nel Napoli, ci arriva a quel numero di gol, ma poi quando ne cominci a fare 20, ne fai 30 e si girano le altre squadre che hanno più possibilità di ingaggio di te e se lo vengono a pigliare. Io voglio sperare che il Napoli possa conservare Raspadori a lungo, perché è un giocatore di talento sicuramente che mi piace, ma arrivare a questi numeri la vedo veramente difficile. Non credo proprio che possa recuperare per il Milan, potrebbe arrivare in panchina, ma se non ha recuperato nemmeno per la nazionale non lo vogliono rischiare. C'è Simeone, ragazzi, non è che ci serve Raspadori per forza. Le 3 partite contro il Milan sono un rischio più per noi che per loro, la partita clou sarà a Milano. Bell'intervento in scivolata all'ultima partita di quiz, si è pronto presente in difesa, esatto, ancora a parte, quindi non credo che possa recuperare. Oddio, abbiamo ancora una settimanella. Pedri e Gavi neanche 20 anni e sembrano già veterani, esattamente. Anche Meret indosserà la mascherina come Osi, ma bianca. Sì, vero. Frattura, ne stavo parlando, poi era arrivata una donazione. Brava Federica. Frattura a setta nasale per essersi scontrato contro la moglie. Esattamente. Perché in quella uscita bassa, non mi ricordo con quale giocatore del Torino, alla fine si è scontrato con Kim. E lo disse anche in intervista, adesso vedremo, insomma l'ha subita la botta e anche lui la maschera. Ora, se è vero che Osi non ha subito un contraccolpo psicologico, perché anzi ci va sempre tostissimo e con la maschera si sente anche più forte, va di testa, sta segnando più gol di testa lui, rischia comunque così. Per Meret, che forse se vogliamo proprio trovargli qualcosa che non è ottimo, sono proprio le uscite alte o le uscite in generale, avere la mascherina, sentirsi un pochino non al 100% non è ideale. Ecco, non è proprio ideale. Immagino che ti arrivano Ibrahimovic e Faccia, ci devi andare con le mani, caro mio. Ricordati, Meret, che hai le mani, i pugni, i gomiti, i ginocchi, le ginocchia. Puoi fare tutto perché tu sei il portiere, ricordateglielo. Chiamate Ospina, fategli fare una bella videochiamata e ricordategli il coraggio di Ospina. Capuru si infortunava sempre, però si è fratturato Meret, vedi, una cosa così. Like 1999, grazie Giancarlo, arriviamo a 200, ci siamo arrivati, è giusto per uno sfizio. Giovanni, una live in cui parlo di musica, sai che ci ho pensato, io pure con l'altro canale musicale, Valerio Fluido, pensare di fare un pochino di live. È difficile fare content a 360 gradi su tutte le cose che tengo in testa, veramente. Però proprio di musica mi è difficile parlare di musica senza suonare. Però se mi fate domande singole io vi rispondo. In questo canale cerco di evitare, perché poi possiamo anche trovare quello che io ti seguo perché parli del Napoli, perché parli di calcio, non mi interessa niente di sapere tu cosa ne pensi dei Beatles, tolgo, me ne vado. E bisogna anche rispettare il targetizzare la niche, la Nietzsche, il filosofo. Quindi sì, le domande singole sì, una live dedicata credo di no. Gollini, tocca a te. Diciamo che Gollini sta là e vediamo che cosa può succedere. 201, grazie ragazzi. Non è facile con la partita con l'Italia, non è facile. Ma tanto adesso abbiamo amici Gollini. Siamo tranquilli sotto punti di vista. Che musica suoni e quale strumento? Suono il basso, che vedete lì sul San Paolo Maradona. Suono anche un po' la chitarra, un po' la batteria, un po' di tutto e canto. E suono tutta la musica per cui mi pagano. Può sembrare una frase fatta, ma allora sei un mercenario. Sì,
senza problemi. Quando poi è il tuo lavoro è difficile anche fare gli schizzinosi. Cercate di capirmi. Vogliono Despacito, benissimo, la canto e la canto anche. La mia fortuna è che mi piacciono veramente tutti i generi musicali. È difficile che mi chiamino una canzone e dicono che palla fa sto video. No, mi piacciono veramente tutti, riesco a trovare qualcosa di bello, divertente e positivo anche nelle canzoni che non mi fanno impazzire, come Despacito. E in quel caso è la sfida di riuscire a cantarla bene. Io che non sono un cantante nato, cantarla in spagnolo bene, e quindi o quando devo cantare in inglese, cantare senza errori, quindi si trovano delle sfide dappertutto. Anche Zanoli sta facendo molto bene con la Sampdoria. Il canale extra, sì Giovanni, ci sta già in realtà il canale extra. C'è il canale musicale, c'è il canale Fluido 081 che poi non ho più curato, c'avevo un canale gaming. Il problema è che Gabbo teneva 1500, no, quale 1500? Oltre i 500.000 iscritti, i milioni di iscritti. Io con due ragazzi della community faccio il canale extra, 30 si iscrivono, non si iscrive nessuno, e quando raggiungi a migliaia e miliardi e miliardi, diceva chi dice? Tony Dumb. Quando arrivi a miliardi e miliardi, che allora ti puoi permettere di fare il canale extra così. Adesso sarebbe veramente uno spreco di energie. Preferisco fare questo canale quotidianamente per bene, e non so se state notando, insomma, quelli che seguono tutti i video, magari il video ci mette un pochino di più ad uscire, ma sto cercando di curare un po' le grafiche, sto cercando di renderlo appetibile anche a livello visivo, insomma non statico, perché non mi piace che uno mette il telefonino senza microfono, registra, parolacce, piatti, e questo è il contenuto di YouTube. No, per me internet deve essere anche una scusa per creare dei contenuti anche di buon livello tecnico, e io mi diverto a fare l'editing, mi diverto a fare tutte queste cose, quindi magari il video cerco di farlo sempre quotidiano quando è possibile. Il video vi arriva un po' in ritardo, ma perché voglio mettere degli effetti particolari, delle cose. I miliardi lo so, non fa niente. Led Zeppelin tra i due, apprezzo tantissimo anche Pink Floyd ovviamente, ma i Led Zeppelin sono il mio gruppo preferito. No razzismo, no discriminazione. Come consiglio, fai un pezzo col basso e partire ogni video che esprime il sentiment del video che vai a fare. Caro Francesco, sono stati 2 o 3 video che ho aperto così, penso un mesetto fa, che era proprio all'improvviso, mi è uscita questa cosa con il mood, ed era piaciuto a tanti. E ho detto bellissimo, fallo sempre così, l'intro così, e poi c'è sempre qualcuno che dice non mi piace quest'intro così. Però io non cambio rispetto a quello che mi dice uno che non gli piace. A me, se piace a me, lo faccio, deve sempre piacere a me. Ricordate che io quando finisco il video io me lo rivedo, e non è per come si dice, per ego, per narcisismo, mi rivedo per cercare di migliorare poi la prossima volta, c'è qualcosa che posso fare meglio. E mi piaceva l'idea di fare qualche intro musicale ogni tanto, e semplicemente il mood, perché poi non mi scrivo mai niente, no? Non sono video preparati, io premo rec, registro e poi tagliuzzo le pause, non c'è mai una sceneggiatura scritta, uno script, non c'è mai. Lo diceva la signorina assorbente, brava, la signorina assorbente a Tamar Radio, in medio delle chiamate per richiedere i video da Tamar, miliardi e miliardi. Vincenzo, non l'ho chiamato io, onestamente, perché Guido è sempre gentilissimo, disponibilissimo, in tutte le parti del mondo si collega a tutte le ore del giorno e della notte. Volevo onestamente non disturbarlo per uno spettacolo comunque horribilis, e preferisco sfruttarlo. Poi è chiaro, nelle live che capitano prossime, se avete domande sulla nazionale per Guido non si tira indietro, anzi ci ha spiegato molto spesso quella famosa cosa che si dice allo stadio San Paolo si tifò per l'Argentina, lui ci ha debancato, quindi Guido è informatissimo anche su tutto, anche sulla nazionale, però ho preferito proprio non disturbarlo.
magari ci ascolta, ma ho preferito non disturbare. Su Raspadori scherzavo e per far capire come lo apprezzi il nostro futuro. Sicuramente è da apprezzare. Allan Brothers o le Zeppelin? Sempre le Zeppelin. Ho cambiato location? No, i rumori, perché tengo la finestra aperta, il rumore è sempre... Grazie. Ci vorrebbe un duetto con Davy? Mamma mia, magari. Lui è inarrivabile, lui ha capito delle cose prima degli altri e si merita tutto il successo che ha avuto. Grandissimo bassista, ma più che grandissimo bassista, grandissimo imprenditore di se stesso, che ha capito come fare e come sfruttare il suo talento in modo clever, in modo smart, ed è riuscito ad arrivare a distruggere tutti gli algoritmi. Arriva prima che poi l'algoritmo diventi un uso e un consumo. E lo sai bene, Peppe, se non lo sai tu. Ecco, tra i Black Sabbath e le Zeppelin vado in difficoltà, perché la mia prima risposta è sempre le Zeppelin, c'è anche il tatuaggio che lo dice, però ai Black Sabbath, come tu ben sai, sono molto affezionato. Con Francesco alla chitarra c'era qualche progetto, e se sì, quale? Se ti riferisci a Francesco Rogazzo, il progetto era di fare la canzone sui rigoni, perché il Napoli, e dobbiamo anche muoverci, perché se poi il Napoli va avanti, vediamo quello che succede. O Ball Rocaval, che tra l'altro io ho cantato, scoop assoluto, io l'ho cantata la canzone di Alberto Selli, non con Alberto Selli, ma era con Luca Sepe, era un momento tributo. Credo proprio che l'anno prossimo Spalletti ci lascerà e verrà sostituito. E beh, uno poi ci riflette. No, non credo che succederà. E AC/DC anche mi piacciono moltissimo. Perché il basso non la chitarra, chissà come viene The Thrill is Gone con il basso. Cominciai con la chitarra, ma non suonavo col plettro. Non avevo mai usato il plettro, che non ho qui a mia disposizione. E il mio maestro mi disse: ma perché non provi il basso? Perché suoni con le dita in maniera naturale, istintiva. Ho detto, fammi vedere. E mi innamorai. Il primo Pino Daniele degli anni 70, grande roba. Grande roba. Qualche bel video storico sulla nascita del Napoli a oggi ci sta tutto, e appena c'è un momento più di pausa lo faremo. Che canzone Messico 86, ti ringrazio Mario, ci provo per l'ultima volta. Raspadori per fare tutti quei gol deve ricevere la benedizione di Ezzolino Capua. Giusto bravo. Devono dirgli che farà poche presenze in generale e lì scatta il record. Cercheresti di mantenere, se non addirittura aumentare il livello della rosa, o investiresti in strutture e stadio? Io propendo più per la prima, così lo status top team cresce, e più soldi e poi stadio. Carlo, io già mi sono espresso su questo argomento. Io accetterei la non apertura del ciclo, cioè fare l'anno prossimo una stagione dove per esempio finisci anche terzo. Certo, voglio sempre arrivare in Champions League, però magari non vinci l'anno prossimo perché hai sacrificato un paio di pedine, però fai lo stadio. Perché quello di cui ho paura io è che non cresce il fatturato. Se tu vinci in un paio di anni, vinci per un paio di anni, aumenta lo status di top team, sì, però se non cresce il fatturato, e se il fatturato, se i tuoi incassi dipendono solamente da queste variabili rischiose, perché vinci solamente con il premio Champions, con gli incassi se ti va bene, che poi ricordiamoci che se la squadra non va bene, il San Paolo Maradona diventa un'altra volta senza parcheggi. Sappiamo come funziona a Napoli. Quindi gli incassi che dipendono solamente dalla plusvalenza che fai con il giocatore che esplode, così dobbiamo trovare un modo per far aumentare il fatturato di base. Poi gestisci con le uscite, però il fatto che tu debba abbassare le uscite
per mandare avanti la gestione sana che noi apprezziamo. Quello secondo me è un limite a lungo termine. Invece avere lo stadio di proprietà, cercare di fare delle strutture, organizzarsi, secondo me ti può spianare la strada per rimanere ad alti livelli per lungo tempo. Altrimenti devi trovare la stagione clamorosa dove indovini tutti gli acquisti, dove tutti sono mentalizzati, l'allenatore non fa errori, le altre squadre sbagliano quello che sbagliano, perché non possiamo fare finta che le altre squadre non abbiano sbagliato quello che hanno sbagliato, e questo non toglie meriti al Napoli. Secondo me è importante. Quindi io la faccio al contrario, onestamente. In che senso arriva prima dell'algoritmo? Nel senso che si è inventato un modo, si è inventato un'idea di video, sfruttando, ve lo ricordate, Devi era questo bassista di cui si parla, faceva i video così e nei commenti c'era very impressive, ma riesci a suonare Under the Bridge sotto a un ponte, per esempio? E lui, prendendo dal commento, lo spunto dal commento, andava a suonare e registrare Under the Bridge col basso di Red Hot Chili Peppers sotto a un ponte, proprio Under the Bridge, per dire una cosa. E quindi così ha creato lui un sistema, prima ancora che fosse una cosa algoritmica, cioè già stabilita da un numero di persone infinito che fa la stessa cosa, che quello poi è l'algoritmo. E quindi crea lui il sistema. Che cosa crea questo sistema? Che poi tu sei invogliato a commentare e ad essere tu il prossimo che suggerisce un video che lui poi sceglierà di fare. Quindi se l'era inventata proprio lui questa cosa, il very impressive, but, cioè molto, molto impressionante, come si dice impressive in italiano, molto, ma ricordo. Vabbè, ma insomma, mi avete capito. Allora ragazzi, abbiamo fatto una bella live, io sono contento di avervi salutato, collegato il Dolby a PC, prenderesti il basso, ma non proprio al volo, al volissimo, non sento manco niente perché non ho le casse, fammi vedere. Vedi, il problema è che quando poi accendo le casse non è nemmeno... Suona nelle casse, pompa nelle casse. Allora, come si sente? Fammi sapere. Fondamentale, ho fatto un po' di turnover, brava Angela. Noi ridiamo e scherziamo, ma lo sappiamo che dopo averlo perso ora ci sono serie probabilità di vincere lo scudetto in albergo. È una cosa meravigliosa. Tarantella per un avvocato pignoraio. Ma questa era ieri Seredese. Devi scegliere un gruppo musicale da affibbiare a questo Napoli. Quale scegli? Un gruppo musicale da affibbiare a questo Napoli. The Jimi Hendrix Experience, il gruppo di Jimi Hendrix. Facevano delle cose impressionanti ed erano alle volte... facevano delle cose che erano già state fatte ma le facevano meglio e ti lasciavano un'esperienza che andava oltre la canzone, la partita, no? Il Napoli ti lascia un'esperienza che va oltre la partita, per quello che fanno fuori dal campo, per quelli che fanno la panchina mentre gli altri giocano, per quelli che entrano ed entrano bene. Quindi The Jimi Hendrix Experience. Roundabout. Non posso farlo senza il plettro. Ragazzi, i Backstreet Boys non posso fare nessun inno ufficiale, se no, perché poi tutti quelli che ci hanno provato, che non sono stati contattati per farlo e l'hanno fatto per loro, non funziona. Io faccio le canzoni al contrario, faccio Fragili mentalmente, faccio il mistero della squadra azzurra.
e porta pure bene. Farò la canzone sui rigori, ragazzi, credetemi, perché dobbiamo sfatare. Abbiamo trovato l'unica cosa, attenzione, abbiamo trovato il problema del Napoli e noi dobbiamo fare le canzoni sui problemi, non sulle cose belle, perché non funziona. Vi bacio fortissimo. Domani premio Bearzotto, non so se usciranno altre notizie, ma voi vi iscrivete al canale, ci senti calcio spiazzato. Potrebbe essere quello. Parliamo di calcio, un po' di Bicarbo Napoli. Da New York, Valerio Fluido è tutto. State tuned perché, lo sapete, Ambra Bam tattico. Dove sta? Questa è stata votata come la preferita da tutti. Però io vedrò di metterle tutte qua, perché ognuno poi c'è uno che ha detto no, mi piace tanto quella là, finalmente mi piacciono quella, quindi sceglierete voi e vi voglio bene, e ricordate sempre, perché è importantissimo,